L'Ipag Verde Bio 90, in divisa blu con inserti bianchi e rossi, gioca con l'alzatrice Cinzia Fiore, l'opposto Francesca Mattiazzo, il capitano Chiara Medea e Elisa Gastaldello schiacciatrici, Federica Gambalonga e Alicia Dinello centrali, Martina Ruviaro libero. Guidano le vicentine il primo allenatore Stefano Ferrari e il secondo Michele Battistella. Le ospiti del Top Team Belluno, in tenuta giallo-blu, allenate da Pierluigi Lucchetta, schierano il capitano Elena Vidal alzatrice, Sara Falliero opposto, Elena Robazza e Giada Benazzi schiacciatrici, Linda Martinuzzo e Monica Bernardi centrali, Vania Zanatta libero. Il Top Team trova subito un buon ritmo, batte bene mettendo in difficoltà la ricezione noventana. Qualche incertezza delle vicentine e i contrattacchi vincenti di Giada Benazzi, portati da posto 4, mandano avanti le ospiti di 4 punti alla prima pausa tecnica. Le rossoblù del 90 risolvono i problemi in seconda linea e sfruttano al meglio l'ottima concretezza in attacco di Chiara Medea, raggiungendo il top team sul 13 pari. Breve fase d'equilibrio a metà set, seguita dal nuovo allungo delle giallo-blu sul 19-16. La condizione non ottimale di Lisia Gastaldello induce coach Ferrari a sostituirla con la banda Anna Speltoni. Nella fase determinante le giovani del top team commettono troppi errori in ricezione in attacco, entrando in un tunnel senza uscita. L'Ipag Verde Bio 90 ne approfitta e assesta un break micidiale di 9 punti, conquistando di slancio il primo set per 25-19 col contrattacco vincente di Chiara Medea. Stefano Ferrari conferma in campo Anna Speltoni al posto della Gastaldello. Dopo un buon avvio delle ospiti, la pronta reazione del 90 ristabilisce l'equilibrio sul 4 pari. Sale il rendimento dell'attacco rossoblù con Medea, Speltoni e Mattiazzo, che hanno la meglio sulla difesa avversaria, mentre le ragazze del top team perdono smalto, faticando moltissimo a mettere palla a terra. Spinte dall'incontenibile Medea, le noventane scappano via sull'8-5, poi incrementano ancora il vantaggio sfruttando i numerosi svarioni della ricezione avversaria e raggiungono la seconda pausa tecnica con un rassicurante margine di 7 punti. Le giallo-blu del top team non riescono ad opporre una valida resistenza agli attacchi delle vicentine e la seconda metà della frazione vede il dominio incontrastato delle ragazze di casa, efficaci in tutti i fondamentali e con tutte le atlete, tra le quali evidenziamo la buona prova della centrale Federica Gambalonga e del libero Martina Ruviaro al suo esordio ufficiale. Le ospiti si affidano a Giada Benazzi, promettente banda classe 92, ma il gap accumulato risulta incolmabile e il 90 si aggiudica facilmente la seconda frazione per 25-12. Nel top team entra la giovanissima Giulia Lucchetta, 15 anni da compiere, al posto di Sara Falliero. Il terzo set si apre con l'allungo del 90 sul 4-0, ma le giallo-blu controbattono con Bernardi e Robazza rientrando sul 4 pari. Organizziamoci bene, tiriamo l'alta bene in mezzo al campo. Il problema sono le altre, lei verrà servita col punto veloce. I primi tempi, posto 4, 2 posti 4. Concentriamoci su quello, questa verrà servita poco, gestiamole bene le palle che... Le noventane si riportano al comando di 4 lunghezze sul 10-6, ma la ricezione rossoblù incappa in un improvviso blackout ed è ancora parità, 10-10. Seguono errori da ambo le parti, soprattutto in ricezione, mentre in attacco l'ottima Medea, migliore in campo, replica le potenti schiacciate della Benazzi, la più positiva delle giallo-blu. L'equilibrio prosegue fino al 14 pari, quando il 90 mette a segno il break decisivo. La Medea colpisce da posto 2, la Robazza sbaglia, poi è murata dalla Mattiazzo. Giulia Lucchetta manda fuori un attacco, il 90 vola sul 18-14. Le ospiti provano a reagire, ma sono penalizzate dalla ricezione troppo discontinua e le rossoblù vicentine, validamente supportate dalla coppia Medea-Speltoni, portano agevolmente a buon fine la partita. Le giallo-blu escono dal match, sbagliando ancora in ricezione, in difesa e in attacco. E la fast vincente di Federica Gambalonga sancisce il netto successo dell'Ipag Verde Bio 90.
primo set abbiamo iniziato molto bene, poi gli ultimi 5 punti ci siamo un po' perse. Gli altri 2 set non ci siamo proprio trovate squadra, sapevamo che troviamo una squadra difficile, prima in classifica, e quindi è stata una gara difficile, però speriamo il ritorno. Penso che la nostra squadra avrà sicuramente dei grossi miglioramenti durante la stagione e soprattutto nel girone di ritorno, anche considerando il fatto che abbiamo una giocatrice, la Bardini, che è il nostro attaccante principale, che sta rientrando, ha avuto problemi a schiena e quindi sta rientrando e contiamo di averlo in campo fra 15-20 giorni. Il campionato a mio parere è equilibrato, ci sono 6-7 squadre che lottano per i primi posti, quindi noi penso ci possiamo piazzare subito dietro queste squadre che sono attrezzate per fare un campionato di vertice. Sicuramente questa squadra ha un buonissimo livello, però anche quelle squadre che abbiamo trovato inizio campionato, anche se alcune 2 partite le abbiamo vinte anche molto bene, abbiamo riscontrato tanti errori da parte nostra, quindi significa regalare anche i set agli avversari. E siamo partite sicuramente come squadra magari non privilegiata, però nell'arco di questa stagione abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, unita e con delle buone capacità, e soprattutto adesso stiamo dimostrando di essere un buonissimo gruppo, e devo dire che sarà questo probabilmente che farà la differenza da qui alla fine del campionato. La nostra grinta si è fatta vedere anche se siamo partite maluccio, però siamo una squadra completa sia come panchina che comunque come titolari, e quindi sappiamo che possiamo contare l'une sulle altre e aiutarci nei momenti difficili. Partita molto difficile, però siamo riusciti soprattutto nel secondo set tatticamente ad aggredire le avversarie. Il primo set abbiamo avuto dei problemi soprattutto in battuta, nel secondo set siamo riuscite attraverso la tattica del nostro allenatore e in più attacco e muro a sconfiggere anche psicologicamente le nostre avversarie. Il terzo set siamo riuscite a mantenere il nostro livello e quindi a portare a casa la partita 3-0. Siamo riusciti fortunatamente a portare a casa anche questa vittoria, che mi sorprende molto questo inizio di campionato da parte della squadra che alleno. Ho trovato un gruppo di ragazze veramente molto affiatate che stanno formando un gruppo molto motivate, e speriamo di continuare di questo passo, anche se sappiamo tutti che sarà molto difficile. Siamo già a metà salvezza, 5-3-0, 15 punti, siamo messi bene, e se la squalifica del presidente ingiusta e la squalifica del fisioterapista quasi ingiusta porta così bene, ben vengono le squalifiche.